What's Going On, Marvin Gaye, dagli anni 70 a questo martedì 2 agosto 2022 su Radio In. Ma che bella atmosfera che abbiamo creato per ritornare in diretta all'interno di questo Open Day Cinema, e siamo pronti per un altro collegamento, Ivan. Sì, perché vi racconteremo come abbiamo strillato in locandina di un cortometraggio che è prodotto dal Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, che si intitola L'Eterno, per la regia di Giovanni Pelliccia, ed è un omaggio all'indimenticato tenore napoletano Enrico Caruso nel centenario della sua morte. A interpretarlo è un tenore vero, non che Caruso non lo fosse, anzi è il gigante fra tutti. È con noi Gianluca Terranova, benvenuto. Ciao. Mi piace molto questa location che hai scelto, con accanto il pianoforte. Magari poi siamo in radio, ci suoni qualcosa, ci fai qualche nota. Ma certo, come no. Poi si scopre che è di cartapesta. Senti, è un grande piacere, Gianluca. No, ti immagini come libri. No, guarda. No, è vero. Che si fa attraverso sculato. Vedi, funziona. Fantastico. Gianluca, che cosa ha significato per te sapere di poter interpretare Enrico Caruso? Come hai vissuto questa preparazione? L'ho vissuta staccandomi dalla figura di tenore, cioè non paragonandomi mai a lui come tenore, perché lui ha fatto una carriera in un'altra epoca, un secolo fa, c'erano altri parametri, oggi c'è un altro tipo di concorrenza. Lui è un mito intoccabile, e io ho raccontato l'uomo, il ragazzo che veniva dalla Napoli povera, dei vicoli, e che è arrivato alle stelle, al massimo. Senti, io davvero sono grato a Raffaella Spizzichino, all'ufficio stampa, che sta promuovendo proprio domani, andrà in onda su Explorer Channel, Explorer sì. HD, che ha voluto dedicare 5 appuntamenti per complessive 15 proiezioni. Ho avuto il privilegio di vedere in anteprima questo lavoro filmico, ed è davvero molto molto bello. Gianluca, ti faccio i miei complimenti. Poi tu sei veramente di una naturalezza davanti alla macchina da presa, te lo dico un po' da tecnico, davvero unica. Adesso magari facciamo vedere. Ho scelto la parte finale dei 12 minuti perché mi è sembrata, in genere si prende sempre l'inizio, però ho montato, era impossibile mandare i 12 minuti adesso in radio. Sono pochi, ma per i social, per la velocità di oggi è un'eternità. È vero, però ho preso il finale che mi è piaciuto molto, quindi Eliana, se vuoi switchiamo su Facebook e poi approfondiamo. Facciamo come sempre spazio alla musica su Radio In, mentre sulla pagina Facebook di Radio In ovviamente guardiamo immediatamente queste immagini e le ascoltiamo insieme. Ascolta il mare, senti il profumo dei limoni, è immenso, è eterno. Maestro, vi ho portato il caffè. Maestro. 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 Maestro.
La stella più brillante nel firmamento della musica, Enrico Caruso, e fa bene il regista Pelliccia nei titoli di coda a strillare veramente questa frase che racchiude l'immensità di Caruso. Gianluca, quanta Sì. emozione hai provato nel rivivere questo personaggione? Guarda, io perdonami se entro a gamba tesa, ma ci sono 30 secondi e secondo me non sono sufficienti per dare questa risposta. Quindi torniamo in diretta anche in FM ed è lì che ti diamo tutto lo spazio che serve per poter rispondere a una domanda così intensa. Un istante e torniamo in diretta. In Negramaro con Contatto, ma noi siamo in collegamento con Gianluca Terranova che ha interpretato Enrico Caruso ad un centenario, a 100 anni dalla sua morte, in questo lavoro bellissimo di cui abbiamo mostrato alcune immagini in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio In. E c'era una domanda. Beh, la domanda era per uno che fa questo di professione, avere l'incarico di interpretare un gigante che poi sicuramente, Gianluca, è stato il tuo faro, il tuo punto di riferimento nella vita, no? Sì, beh, diciamo, allora, la storia di Caruso sicuramente è da prendere come monito, nel senso che lui si è dedicato completamente alla carriera, pur avendo grande sentimento per la famiglia, non è riuscito poi a tenere unita la famiglia, la compagna poi lo ha lasciato, i figli insomma erano in collegio. Non è facile fare questa carriera. La carriera nostra dei cantanti lirici te ne vai per mesi in giro per il mondo e se hai una famiglia sicuramente ci sono problemi. E lui ha avuto tanti problemi per questo. Invece dal punto di vista della professione è un faro, perché lui è stato il primo a cantare in maniera moderna. E guardate, voi abbiamo sentito adesso, no, questi cantanti pop che cantano adesso, devono tutti qualcosa a Caruso, perché se lui nei primi del Novecento, pensate alla prima incisione 1904, non avesse avuto questa voce prorompente, timbrata, che entrava in quei microfoni obsoleti che distorcevano le voci, lui ha venduto il primo 1.000.000 di copie di dischi del mondo, della storia della discografia. Quindi un po' tutti, di Beatles, tutti quanti dopo hanno qualcosa da ringraziare a Enrico Caruso, perché è stata la prima pop star della storia. Wow, non l'avevo mai letto in questo modo, questo personaggio. Sì, perché poi l'opera lirica è qualcosa un po', anche oggi è snob, soprattutto in Italia è un mondo intoccabile, inarrivabile, e invece lui era popolare, cioè lui cantava Vesti la giubba, vendeva 1.000.000 di copie dai pagliacci, no? E poi O Sole Mio la stessa cosa, un po' come ha fatto nei nostri giorni Pavarotti. Soltanto che lui l'ha fatto un secolo prima, con tutte le problematiche tecnologiche, non c'era internet, non c'era la televisione, non c'era niente, neanche la radio, cioè era una roba incredibile. Senti Gianluca, ma noi in gergo tecnico lo chiamiamo un biopic, no? Una ricostruzione anche della vita, della biografia di un grande artista. Sì. Al di là della diffusione che avverrà domani su Explorer, non ritieni che questo lavoro vada anche e soprattutto divulgato nelle scuole soprattutto per far conoscere a chi non la conoscesse e comunque ricordare la figura di questo immenso artista? Sì, hai centrato proprio l'argomento, ma infatti il MAV, il Museo Cives di Ercolano, che ha prodotto insieme alla Regione Campania questo corto, lo ha già promosso molto nelle scuole in tutta Italia, quindi è proprio una cosa che stanno facendo loro. Poi la promozione televisiva Sky diciamo insomma è una cosa che ci rende orgogliosi, perché comunque vai su una piattaforma che vedono milioni di persone, però insomma è divulgato nelle scuole, nei licei musicali, per i giovani che si appassionano a questa figura. Bisogna capire quello che è successo prima di noi, ragazzi, poi dopo la nostra vita forse possiamo anche migliorarla, perché se noi vediamo anche insomma gli esempi che io per esempio
nella mia vita, guardando a Caruso, ho cercato di tenere la mia famiglia un po' più protetta, essere un po' più vicino, ecco, e non dedicarmi solo alla carriera, capito? E quindi ho migliorato molto questo aspetto. Bravo. Certamente avrei potuto fare molte cose in più, stando molto più tempo fuori. Per esempio, dopo la fiction che ho fatto con Vanessa Incontrada, regia di Stefano Reali, no, sulla Rai, ha avuto 6 milioni di audience. Io ho vinto migliore attore dell'anno. Poi però io mi sono ricatapultato nella mia professione da operaio, cantante lirico e quindi quando mi chiamavano qualche produzione io stavo, che ne so, in Australia, in Germania 3 mesi, capito? Quindi ho preferito fare l'artista professionista e non magari diventare un mini divetto della televisione, della fiction, capito? Dipende da come la prendi. Ecco, per me Caruso è stato anche un po' un monito. Guardate, io quando ho girato la scena di Caruso nel film Rai, non questo corto, ho girato la scena che lui era tracheotomizzato, cioè non poteva più cantare, gli avevano tolto proprio mezza laringe, cioè non poteva più cantare. Io non smettevo più di piangere. La truccatrice Amy Di Betti, storica truccatrice del cinema italiano, mi tamponava, non si riusciva a partire col ciak perché ero talmente dentro, poi è figo, fare l'attore è figo, però è un altro mestiere, capito? È un'altra roba. Sono felice di averlo fatto anche in questo corto, Chiaro. però sono sempre un tenore. Adesso ricomincio i miei ucalizzi, Guarda, giochiamo un po' col pianoforte, lo facciamo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio In, mentre alla radio diamo spazio alla musica. Beh, pianoforte è la mia vita, io sono pianista, ho cominciato col piano bar imitando tutti i cantanti italiani, Ah no? sì? Aspetta. Quella sua maglietta fina, tutto da Baglioni, erano gli anni fine anni 80. Abbiamo parlato di Baglioni pochi minuti fa. Ma e la Gianluca. lirica poi quando è arrivata? La lirica a 23 anni ci ho messo un po' perché io facevo tutte queste voci e la mia voce la usavo in maniera pure Vasco Rossi facevo di tutto, e poi con la lirica mi sono dovuto mettere in riga perché la lirica è grande disciplina. Sì. È un pazzo come me che veniva dal jazz. Poi Vedi che atmosfera. Per far la lirica da lì ho dovuto cambiare parecchio la mia mentalità. Adesso sembra che sono un maestro, sai, con le statue, vedi, tutte le cosine da maestro classico, no? Però in realtà provengo dai locali, dai night. Senti maestro, domanda di rito a chiusura del collegamento, adesso a cosa stai lavorando? In 30 secondi? 30 secondi, vai. Sto lavorando a relax nel mio rifugio in Umbria con piscina ad acqua salata. No, ma è un lavoro, è un componimento che si chiama relax con piscina d'acqua salata, è giusto? Siete invitati. Grazie Gianluca. Attenzione a quello che si dice in diretta, non si sa mai, oggi pomeriggio dovesse suonare il campanello, potremmo anche essere noi. Grazie a Gianluca Terranova per essere stato con noi quest'oggi e per averci fatto respirare insieme a te questa atmosfera che ci ha portato indietro nel tempo e ad un grandissimo come Enrico Caruso. Grazie. Saluto Gianluca. Tutti i siciliani anche perché io sono Terranova, vengo da là. Giustamente. Ciao.